de me pue buonanima, o è nonno. O è un sandoriano per la pelle. Oh, sandoriano a 24 carati. E mi sono asciugo balloon tra me e gambe. Aveva 8 mesi che batteva ai pedacchi. Ma poi mi mostrava a fare tutto con il balloon. Aveva sempre il balloon fra i piedi. Quando in casa nostra veniva qualcuno a trovare, appena li entrava o pigiavano a ballonare muro. In casa nostra tutto era calcio e un figlio ne chiamavano la squadra dell'Aristide. Ma moi, per mostrare a dare testa a un ballone, a dare testa in tutto il palaio. E mi dormiva con 4 balloni su questa punta. Quando mangiavamo, a toaglia alla blu cerchiata. Il centro del campo o la segnò con una pugnata in mezzo alla tova. Davamo una stanza piena di strofei di me poi. Guarda tutto. Gasè, sgambeletti, cuscini, tortaglieri, megafoni, gatti morti, marioli blu cerchiati, eccetera, eccetera. Quando Sandoio guadagnava, all'indomani mamma faceva sì ma era io. Quando perdeva, brodo di trippa e rebue. Naturalmente, con mezzo porto a rembò. Una vicina che aveva una fabbrica di demue per figlio, aveva poi agaffato un ciguello blu cerchiato, che si sempre portò a prova. Che uomo quello! Quando vedeva un ballone non capiva più niente. Che uomo! Anche a 80 anni che aveva. Una volta a Sandoia ho andata a Venezia per spignare Sant'Elena. O Sandoia ho la guadagno 3-0. I veneziani tanto a ciapò me poi che creava e non dato una patente laguna. Oh, è selvaggia che tu costa 3 giorni su terra. Una bevuta tanta che ci può uscire a Venezia. Le arrivo a cena vinto ma non domo. E l'ho sempre detto, nel mezzo del cammino di nostra vita, un sandoriano tiene sempre dritta.